Il 26 maggio si terrà a Sora un incontro scientifico sul tema personalizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, una visione d'insieme. L'incontro è organizzato dal centro STS e vuole diffondere le numerose conoscenze scientifiche maturate dagli operatori sanitari specialistici negli ambienti di ricerca universitaria. Anche quest'anno abbiamo voluto organizzare un convegno qui a Sora su argomenti molto interessanti, molto attuali. Quest'anno abbiamo scelto il tema del microbiota, cioè l'insieme di tutti i batteri che convivono con noi, con il nostro organismo. Negli anni recenti sono stati fatti notevoli studi e sono state fatte notevoli conoscenze sulla fisiologia, sulla patologia e sulla prevenzione, quindi la terapia delle alterazioni del nostro microbiota. Il microbiota è l'insieme di tutti quegli organismi, batteri che colonizzano il nostro organismo, il nostro corpo dopo la nascita, iniziano a colonizzarlo e parliamo naturalmente di circa 10 milioni di specie di batteri e di una quantità di circa 38 miliardi di batteri che tutti messi insieme assommano a diversi grammi, a alcune centinaia di grammi di batteri. Rappresentano un organo a parte, oltre ai nostri organi, rappresentano un organo a parte che svolge funzioni molto importanti insieme a tutti i nostri altri organi, ci aiutano nella digestione, ci aiutano nella crescita, condizionano molto il nostro modo di comportarci, il nostro umore, anche la tolleranza di alcune malattie, cioè ci aiutano, sono molto validi nell'aiutarci a vivere bene. Il convegno è articolato in 2 sessioni e si concentrerà sul tema del microbiota intestinale. Allora, nella prima fase, nella prima sessione, a parte una lettura magistrale di un'esperta particolare in questo campo, che è la professoressa Maria Grazia Cifone, che è la preside del MESVA dell'Università degli Studi dell'Aquila, e a parte la sua lettura magistrale ci sarà l'intervento di diversi altri cultori della materia, i quali ci illustreranno appunto quali sono le connessioni fra il nostro microbiota e le malattie più diffuse. E questo poi continuerà con la seconda parte praticamente, dove noi parleremo della sterilità, perché negli ultimi anni è stato visto che alcune forme di sterilità sono connesse con l'alterazione del nostro microbiota. Correggendo esso molto spesso riusciamo a correggere, riusciamo a curare, diciamo così, anche lo stato di sterilità. L'appuntamento è per sabato 26 maggio presso l'Hotel Valentino a Sora. È rivolta essenzialmente ai medici, a tutti gli operatori sanitari, ai biologi, ma anche infermieri, operatori sanitari che maturando delle conoscenze più approfondite in questo campo potranno farne tesoro nella loro attività quotidiana di tutti i giorni, insomma.